Buongiorno ragazzi e buona settimana. Il Vangelo di ieri ci ha presentato una delle pagine più conosciute della Scrittura, il Vangelo delle Beatitudini. Gesù si trova in compagnia di una folla sterminata di persone, accorse per ascoltare la sua parola e vedendole prova compassione per loro ed esplode, potremmo dire così, in questo brano che ci racconta il suo atteggiamento verso l'umanità, in modo particolare verso coloro che sono più nel bisogno e nella fatica. Vogliamo ascoltarlo insieme perché ci permette proprio di entrare nel cuore di Gesù. In quel tempo Gesù, disceso con i 12, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente di tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno per causa mia e del mio nome. Rallegratevi ed esultate». Gesù sta parlando ai suoi discepoli, ma sta parlando di ogni uomo e, come avete sentito, utilizza l'aggettivo beati, beati voi. Si riferisce però a categorie di persone che sono nella sofferenza, sono nella povertà, nella difficoltà. Allora mi sono domandato, in che cosa consiste la felicità? In che cosa consiste la beatitudine se queste persone stanno vivendo una situazione di fatica, di disagio, di sofferenza? Ecco, la risposta me la sono data sostituendo quel beati con una esortazione, attraverso la parola coraggio, non preoccuparti. Provate a rileggere quella pagina delle Beatitudini sostituendo a beati coraggio, non ti preoccupare, ci sono qua io. Non preoccuparti tu che ora stai piangendo, perché sarai consolato. Non preoccuparti, abbi coraggio tu che hai fame, perché sarai saziato. Ecco, Gesù ci invita a non rimanere ancorati dentro alle nostre difficoltà, ai nostri limiti, ma ad andare oltre, ad aprire uno sguardo di speranza, una speranza concreta che è data dal sentire l'altro e Lui stesso vicino a ciascuno di noi in ogni istante. Ma c'è poi anche la seconda parte di questo brano evangelico, dove troviamo accanto alle 4 beatitudini anche 4 guai. Guai a voi che ora siete ricchi, guai a voi che ora avete da mangiare, guai a voi che ora ridete e via discorrendo. Che cosa significa quel guai? Significa stai attento, non pensare di ricondurre tutto alle tue certezze e alle tue sicurezze. Il Signore vuole metterci in guardia non tanto da ciò che è bello, da ciò che ci dà serenità, ci dà tranquillità, ma piuttosto ci invita a guardare oltre, a non fermarci lì, ma a vivere tutto come se ci mancasse ancora qualcosa e quel qualcosa solo Lui può darcelo. Buona settimana ragazzi, in questa prospettiva del coraggio, non perderti d'animo e nella prospettiva del non confidare solo nelle tue forze, vogliamo vivere bene questa settimana, impegnandoci al massimo in quello che siamo chiamati a fare. Ciao a tutti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.